Buonasera da Marco Angileri, bentrovati a F Motori, il magazine settimanale del motorsport in Friuli Venezia Giulia. Questa sera ampio spazio dedicato alla 34esima edizione del Rally Piancavallo che andrà in scena questo fine settimana. Ne parleremo con il giornalista Carlo Ragogna, responsabile dell'ufficio stampa del rally, che parte già con dei buoni auspici in virtù di ben 142 equipaggi al via nella gara organizzata dai ragazzi di Knife Racing di Maniago, capitanati dal presidente Stefano Lovisa. Le immagini che state vedendo si riferiscono alla gara dello scorso fine settimana, un weekend davvero complicato per Lorenzo Macoritto nella doppia tappa del Mondiale Enduro in Spagna. Il pilota di San Daniele chiude 12° tra gli junior al sabato e quinto la domenica. Il poco feeling con la moto, una Fantic 2.54 tempi ed alcune cadute hanno condizionato la gara del pilota friulano, che nella passata stagione ha chiuso al secondo posto della classifica assoluta del Mondiale Junior e primo di classe. Macoritto potrà subito rifarsi, perché questo fine settimana in Portogallo si replica ancora con 2 tappe di Mondiale Enduro. Questo è il tributo del pubblico presente in Sala Iace a Udine durante la presentazione del libro dedicato a Gianni Marchiol, straordinario personaggio del mondo dello sport ed in particolare del motorsport. Alla presentazione c'erano volti noti dello sport dal mondo del calcio, dove Gianni ha lasciato il segno come calciatore professionista. A salutarlo Alberto Zaccheroni, Eddie Reia, Gigi D'Agostini, e gli amici del motorsport, Eddie Orioli, Luca Cappellari, Fulvio Bacchelli e molti altri. La prossima settimana dedicheremo uno speciale all'evento dedicato ad un grande pilota ed un grande uomo come Gianni Marchiol. Buonasera, è arrivato il momento del Rally Piancavallo, ne parliamo con Carlo Ragogna, detto stampa dell'evento, che proprio in questo fine settimana 14 e 15 accende, infiamma la passione dei tanti così appassionati, gioco di parola, delle 4 ruote di traverso. Benvenuto Carlo. Ciao Marco, buonasera a tutti i telespettatori di Telefriuli e F Motori. Sono veramente contento di essere con te qui alla vigilia del rally che sta per partire. Insomma, siamo pronti. 142, sbaglio gli iscritti? 142, esatto. Beh, sì. Numero, direi, considerando tutto, considerando che quest'anno non c'è l'IRC Cup, il Challenge Pirelli, che lo scorso anno ha portato un bel gruzzo di iscritti. A mio avviso è un successo di partecipazione contro ogni previsione, a mio avviso, Carlo. Senz'altro. Allora, io direi di essere onesti. È saltato il bellunese, è stata annullata la Verzenni, quindi si sono create le condizioni anche perché della gente venga a correre il Piancavallo. Ma il Piancavallo ha un prestigio gigantesco di suo. Knife Racing sta facendo un lavoro egregio e l'Automobile Club Pordenone ha dato carta bianca a Stefano Lovisa e soci per organizzare questa gara, che è premiata, come dicevi tu, da un gran numero di iscritti, 142. Sono 127 quelli del moderno e 15 della gara storica. E quella gara storica non ha molti iscritti, ma questo insomma è anche perché è pur sempre un rally che si deve accodare a quello maggiore, che è valido quest'anno per la Coppa Italia, con il coefficiente maggiorato a 1.5. Ci sono delle belle novità, è vero Carlo, a livello di partecipazione. Chiaro, c'era Signor, Bravi, che chiaramente erano le 2 punte di diamante a livello così, che godevano poi dei favori dei pronostici, però è arrivato all'ultimo, sul fino di lana, un terzo incomodo, così a sbaragliare le carte, possiamo dire. Tu sfondi una porta aperta, come si dice. Con l'iscrizione di Luca Pedersoli il livello della sfida si è alzato tantissimo, anche se è giusto dire che Pedersoli arriva al Piancavallo come gara test per rientrare nel CIRA, nel campionato italiano rally asfalto, ed è piuttosto acciaccato perché lui ha avuto di recente dei malanni fisici che insomma non ha ancora completamente superato, per cui questa è proprio una gara test, non è che dobbiamo aspettarci grandi cose da lui, ma naturalmente trattandosi di Luca Pedersoli, avendo un curriculum di vittorie e di titoli particolarmente cospicuo, è chiaro che da lui ci aspettiamo
comunque il massimo. Sarà una bella sfida con Signor, sembra di essere quasi al CVDC, e non farmi dire altro, Marco, su questo. Beh, certo, l'hai detto te, Pedersoli è sicuramente un grande nome che va sicuramente ad arricchire il parco partenti di una gara, come lo dicevi te prima, con un blasone così importante, perché nessuno si è mai dimenticato di quello che è stato il Piancavallo, per primi i ragazzi della Knife Racing, perché hanno voglia di così costruire un qualcosa di importante, con alle spalle sia un'organizzazione, poi quella della Knife Racing, l'ACI Pordenone, ma soprattutto c'è tanta materia prima, delle prove speciali fantastiche. Sì, mi permetto di giocare un po', come dicevi tu, sul brand, perché quest'anno ricordiamolo che per la prima volta e per ora è l'unica manifestazione sportiva che è premiata con il marchio Io sono FVG, io sono Friuli Venezia Giulia, cioè la regione ha riconosciuto questo marchio a Rally Piancavallo, che quindi è un evento sportivo che ha la capacità di veicolare e di valorizzare le eccellenze del territorio. Ecco, diciamolo questo, perché è veramente un must, è una cosa che finora solo il Rally Piancavallo ha ottenuto. Tu dicevi delle prove speciali. A proposito, Carlo, io ti interrompo, hai parlato di Io sono Friuli Venezia Giulia, che si collega un po' a quello che è la parte enogastronomica, ma non solo, della nostra regione, di quelle che sono le coltivazioni, le eccellenze del Friuli Venezia Giulia. Ma ieri sera, venerdì, c'è stato un qualcosa di particolare, è vero? Sì, da Gelino dei Magredi si sono sfidati Filippo Bravi ed Enrico Bertoldi contro Alessandro Prosdocimo e Marcia Zanetti, due equipaggi che stasera, che domani daranno vita a un bel duello anche loro sulle strade del Piancavallo. Sono sfidati i fornelli da Gelino dei Magredi. C'è stata un'iniziativa tutta particolare per valorizzare, per promuovere il marchio Io sono FVG, perché loro hanno utilizzato solo prodotti esclusivamente del marchio agroalimentare riconosciuto dalla regione per preparare così dei piatti. Ovviamente non sono stati premiati, c'è stato solo il momento di divertimento puro per quelli che sono stati presenti, hanno assistito insomma ai quattro che si destreggiavano ai fornelli. Però l'iniziativa è molto importante perché mette il focus proprio su questo marchio Io sono Friuli Venezia Giulia e gratifica il lavoro di Knife Racing, premiato, devo dire, e lo ribadisco, dall'amministrazione regionale. Dicevamo delle prove speciali, scusa se tengo il pallino, le prove speciali sono quelle classiche, sempre un po' rimaneggiate di anno in anno. Quest'anno abbiamo 3 prove da ripetere 2 volte. Si comincia domenica con il primo passaggio su Pradis, Valle della Preistoria, e poi Clausetto, il balcone del Friuli. Poi ci si sposta verso Piancavallo facendo Barcis Piancavallo con la prova speciale classica dal Lungolago fino ai ripetitori di Castaldia, dedicata alla memoria di Iccio Perissinot. Quindi le macchine tornano indietro a Piancavallo e fanno riordino. Beh, riordino Piancavallo, questo va benissimo, perché effettivamente nel cuore della gara ci sarà perciò anche il riordino, la possibilità poi dei tifosi che hanno assistito ai vari passaggi di poter da vicino osservare questo riordine, ed è sempre un qualcosa di particolare. Certo, poi ovviamente si valorizza la piazza di Piancavallo, cioè si resta lì. Per questo riordino al Palaghiaccio, al Pala Predieri, è intitolato anche lì alla memoria di Giancarlo Predieri, che assieme a Maurizio Perissinot fu il fautore, l'artefice insomma degli anni d'oro del Rally Piancavallo. Poi i concorrenti andranno a fare assistenza, rifaranno la prova di Barcis Piancavallo e quindi torneranno poi su Pradis e Clausetto, balcone del Friuli, per le ultime 2 prove, prima di concludere in parata a Magnago per la cerimonia di arrivo e premiazione in Piazza Italia. Torniamo, Carlo, indietro con la presentazione dalla Villa, ma non solo, Fappani, che hanno rappresentato, tra l'altro sono andati fortissimo nel passato al Piancavallo. Raccontaci di questa bella serata. Beh, è stata una serata emozionante al Teatro Verdi di Magnago, quindi una location speciale, molto, molto suggestiva, in centro a Magnago. Andrea Dalla Villa e Danilo Fappani sono stati gentilissimi, molto disponibili con i tifosi a firmare poi autografi a ripetizione nel finale. Hanno raccontato le loro gesta, i loro aneddoti degli anni 90, insomma, quando loro sono stati protagonisti con 2 vittorie nel 97 e nel 98, e poi dagli anni 2000 diciamo hanno seguito 2 percorsi diversi, ma sono ancora grandissimi amici e si è visto il feeling tra di loro, insomma, ritrovato in quell'atmosfera che è stata davvero emozionante. Ricordiamo che loro hanno portato a casa
dalla Villa Trapani dei risultati molto importanti. Ahimè, forse l'annata dalla Villa avrebbe meritato qualcosa di più, e poi c'è stata una sua uscita di scena, a mio avviso troppo precoce, però questo è il mio pensiero, non so come la pensi te, però è un pilota che ha dimostrato veramente il suo grande valore in quegli anni. Beh, dici bene, lui all'inizio degli anni 2000 è stato protagonista del campionato del mondo junior, ci correva con una Super 1600 all'epoca, i risultati sono stati anche importanti, però non ha trovato quel supporto, diciamo, per fare il salto di qualità, quindi sicuramente dei risultati davvero eclatanti, oserei dire, perché in un anno è arrivato secondo alle spalle di Sébastien Loeb, quindi sappiamo poi che carrierone ha fatto Sébastien Loeb, aiutato dalla federazione francese. Non è questo il caso di entrare in polemiche per la federazione nostra, non importa, non c'erano le condizioni, mancava un costruttore, in Francia ovviamente c'è ancora la Citroën e all'epoca invece, insomma, la Lancia era già fuori dai giochi, però indubbiamente Dalla Villa ha avuto in un certo senso meno di quello che poteva essere rispetto al suo talento. Sai, la Barcis Piancavallo, partendo dal lago e soprattutto nel punto focale, l'inversione del monumento, dove il pubblico ogni anno dà appuntamento ai tanti piloti, ai tanti protagonisti, è forse una delle più belle cartoline che ogni anno il Piancavallo spedisce. Non può mancare quella prova. Non può mancare assolutamente, e la prova Regina, ovviamente, perché poi dà il nome alla gara, ovviamente senza dimenticare le altre prove che prima abbiamo menzionato, ma anche il Monterest, che sicuramente ritornerà nelle prossime edizioni, la Pala Barzana e altre prove. E la prova Regina, tra l'altro, si presta anche a un accesso del pubblico sia da Lungolago che direttamente da Piancavallo, e lì ovviamente noi incrociamo le dita e speriamo che il meteo sia buono anche domani, perché insomma, voglio dire, ci meritiamo il sole dopo le ultime edizioni flagellate dal maltempo, ricordiamolo. Senti, si è voltato pagina in questa nuova edizione dopo 2 passaggi dell'IRC Cup Challenge Pirelli, un campionato importante privato, tra virgolette, che però ha un respiro nazionale e anche internazionale. Si riparte da uno scalino inferiore, però il 142, ma soprattutto con Pedersoli, ultimo iscritto, vuol dire anche che le cose stanno crescendo sotto tanti aspetti, con un pensiero che viene fatto a un qualche campionato prestigioso. E questo è, secondo me, nell'alchimia, un po' nelle serie circostanze che possono spingere il Piancavallo su questo nuovo scudetto, potrebbe essere, anche con i risultati di quest'anno, un qualcosa di non impossibile. Diciamo che io lascio dire a te, anzi metto la firma su tutto quello che hai detto tu. Senz'altro sono state positive le 2 edizioni dell'IRC, avrebbero potuto essere 3 se non ci fosse stato nel 2020 ovviamente la rinuncia forzata causa Covid. È stata una bella esperienza con equipaggi di grande spessore, una bellissima esperienza, molti equipaggi anche stranieri, come qualcuno ce n'è anche quest'anno ovviamente. Però l'IRC era un po' un vicolo cieco, è una serie che ha determinate caratteristiche, molto spettacolare, ma non ti consente di trasformarti. Knight Racing giustamente voleva provare un'altra esperienza e quindi è tornata nell'alveo della federazione, che l'ha premiata con la Coppa Italia a massimo coefficiente. Coppa Italia di quarta zona, che parte proprio con il Piancavallo, proprio perché non c'è stato il bellunese, e parte con il botto di iscritti, quindi c'è grande interesse anche in questa dimensione. Pedersoli è fuori da questi giochi perché a lui interessa solo sperimentare e vedere se può poi rientrare nel CIRA. Invece Marco Signor è un nome di vaglia assolutamente, anche perché anche lui ha vinto il campionato italiano VRC, mi pare di ricordare, nel 2017, quindi è un pilota probabilmente il favorito della gara, e però insomma la presenza di Pedersoli, Signor, Filippo Bravi, che hai nominato prima, Enrico Zille. Infatti Filippo Bravi, diciamo che sta piano piano prendendo sempre più confidenza con la Hyundai 20, perciò è in fase di crescita, lo ha dimostrato anche in altri rally dove
ha fatto terra bruciata al Cannes lo scorso anno, perciò diciamo lo metterei tra gli outsider, certamente Sì, non il sì. favoritissimo, però è in una fase di crescita, vedi l'età, vedi la sua carriera, non certo che il signor sia vecchio, però ne vedremo delle belle. Sì, anch'io sono curioso di vedere cosa succede domani. È chiaro che io nella comunicazione pre-gara ho cercato un po' di non dare troppa responsabilità a Filippo Bravi, perché ricordiamolo, Filippo è un abilissimo pilota, ma corre quando può, ha dei budget sempre un po' risicati, quindi a differenza dei suoi avversari è meno in macchina. E tu sai bene che per portare alla massima efficienza queste macchine così evolute bisogna starci su parecchio, fare parecchi chilometri, cosa che lui non può fare, quindi bisogna dargli atto che è merito che quando c'è lui va sempre molto forte, e domani speriamo che anche il Piancavallo possa esaltarlo. Con 142 iscritti ci sarà grande battaglia anche nelle categorie delle piccoline, della N2, N3 e via le altre. Questa è sicuramente una cosa positiva, perché i piloti iscritti troveranno dei riscontri importanti in virtù appunto di queste classi numerose. Certo, noi non dobbiamo mai dimenticare ovviamente quella che è la vetrina al di sotto, diciamo, della top 10, dove ci sono le vetture più potenti, più performanti. Io mi sento anche di dover ringraziare quanti ci sono adoperati per portare tutti questi equipaggi, perché ci sono scuderie, tra l'altro friulane, come la MRC Sport di Bruniera e la stessa Carnia Pistons di Ampezzo, che hanno portate una 12, l'altra 9 equipaggi, quindi è una partecipazione veramente importante da parte, diciamo, delle scuderie friulane. Poi ci sono tantissimi pordenonesi, ci sono presenze anche dalla Sardegna, mi viene in mente Maurizio Diomedi, che sarà anche lui in gara con una R5, e poi Diomedi, che comunque è un pilota che ha vinto diverse gare assolute nei rally, perciò non è certamente uno da mettere da parte, che tra l'altro è un nuovo arrivo quest'anno per la MRC Sport, Diomedi. Esatto. La MRC Sport, ripeto, bisogna darle atto che ha ampliato la propria sfera di interesse e di influenza, oserei dire, perché dentro il proprio roster ha messo piloti da tutte le parti d'Italia, quindi bisogna dire che si sta muovendo bene, insomma, in questo senso ha agevolato anche il Piancavallo nell'aumentare senz'altro la soglia degli iscritti. Direi che poi il pubblico ormai ha un conto in sospeso con il brutto tempo, perciò non mancherà chiaramente, se le condizioni ci saranno. Questo è importante, perché il Piancavallo, lo abbiamo detto prima, è sempre un richiamo importante per quello che è stato in passato, perché ci sono molti piloti pordenonesi che da ragazzini a bordo strada godevano dello spettacolo del Piancavallo, adesso sono loro i protagonisti e non hanno voluto mancare, ce n'è parecchi. Certo, allora, premesso che il vero appassionato non si fa certo, non si preoccupa se piove, se fa freddo, il vero appassionato ci viene comunque. È chiaro che il grande pubblico ha bisogno di una bella giornata di sole per affrontare la trasferta, ineppicarsi un po' sui monti, camminare e soprattutto deve stare fermo in prova speciale, perché non può pensare di andarsene finché non sono passate tutte le macchine. Questo dobbiamo ricordarci sempre per motivi di sicurezza. Tu hai citato dei pordenonesi che sono cresciuti a Rally Piancavallo, prima come spettatori, poi sperimentando la gara. Ricordiamo Alessandro Prosdocimo, che l'anno scorso ha vinto la gara nazionale e che è in gara anche quest'anno. Ricordiamo Enrico Zille, per la prima volta lo vedremo al volante di una vettura R5, una Fiesta, che probabilmente ha qualcosa in meno rispetto alle Skoda, ma insomma Enrico poi è uno che ha un bel piede Enrico Zille, infatti, Enrico Zille è un pilota che ha sempre dato spettacolo con delle vetture, almeno negli ultimi anni, vedi la 106 Maxi, ma non solo quella, ed è andato sempre fortissimo. Gli stessi avversari hanno sempre riconosciuto in lui veramente un pilota di rango, e è così forse un'incognita, però il fatto stesso che schiererà una vettura così importante butterà benzina sul fuoco nello spettacolo del Piancavallo. Sì, è probabile. Lì bisogna vedere se lui tenderà a divertirsi o penserà al cronometro, perché poi c'è sempre questo discrimine, no? Per i piloti che per la prima volta salgono su vetture così importanti. Poi mi sento di ricordare ovviamente l'eterno Marco Zanier con la sua Clio Gruppo A, che è sempre capace di vincere la classe A7, e poi ce lo troviamo anche nella top 10 spesso e volentieri.
altri, perché tu prima hai citato quelli che sono cresciuti a pane e rally Piancavallo, e non c'è Michele Doretto quest'anno, ma debutta suo figlio Matteo. Infatti. E quindi voglio dire, c'è un passaggio generazionale di consegne, e questo fa ben sperare anche per il futuro. Tra l'altro mi viene in mente che c'è anche un giovane trevigiano, Marco Zanin, che ha fatto bene al Colli Trevigiane e che arriva anche al Piancavallo, cioè la famiglia Zanin, che ha già Mattia che corre nel campionato italiano junior, diciamo agevola anche l'altro rampollo di casa per fargli fare una strada che si spera, insomma, abbia una prospettiva, insomma, importante nei rally nazionali. Poi parlando di anziani c'è Fabrizio Martinis, che non me ne voglia Fabrizio chiaramente, che sì, però Ciccio è questo un altro Ciccio Martinis, un altro, infatti, che hai tanti soprannomi, molti glieli hai dati te come soprannomi. Sì, no, mi piace ricordare questo perché, insomma, l'ho visto crescere fin dagli anni 90, insomma, quando vinceva le sue prime gare su terra, i titoli italiani, quindi, insomma, è sempre un pilota di vaglia. Adesso corre con la moglie Valentina Boi, sarà in gara, mi pare, con una Rally 4, se non ricordo male, una Peugeot 208 Rally 4. La stessa Cima, con cui affronta il campionato Race Day, mi sembra. Esatto, la stessa, però questa è in versione asfalto, quindi bisogna vedere come l'ha un po' aggiustata. Io non gli ho chiesto dello shakedown, insomma, se si trova bene, eccetera, però è chiaro che Fabrizio, insomma, ha talento, ha manico, ha esperienza, e tende ovviamente ora a pensare più al divertimento che al risultato, ma sono sicuro che sulla gara di casa ci tiene come a fare bella figura in chiave assoluta. Direi che le prospettive veramente ci sono tutte per un gran bel rally Piancavallo. Ne abbiamo parlato con Carlo Ragogna, retto stampa della Knife Racing e perciò del rally Piancavallo. Allora un buon lavoro per te, ovviamente, un buon lavoro per i ragazzi della Knife Racing, perché con 142 iscritti, ma soprattutto con una qualità degli iscritti, non me lo vogliono magari le vetture più piccoline, i piloti e gli equipaggi, però c'è veramente da stare felici e da godersi questo splendido weekend con il rally Piancavallo. Grazie Carlo. Grazie a voi, io ringrazio Tele Friuli e faccio gli scongiuri per un bellissimo rally Piancavallo. È tutto per F Motori in questa puntata, dove il focus era concentrato sul rally Piancavallo. Appuntamento la prossima settimana, dove ci sarà una buona parte del programma dedicata alla presentazione del libro di un grande uomo, un grande pilota come Gianni Marchiol.